Buonasera, benvenuti alla quinta puntata di Candiani Factory. Questa sera assisteremo ad un altro appuntamento con Cabaret Candiani, uno spettacolo registrato presso l'auditorium del Centro Culturale Candiani di Mestre. Seguiremo le avventure di una macchina fotografica nel cortometraggio Un obiettivo da raggiungere di Deborah Rosso e parleremo di legami e libertà con la redazione del periodico Esodo. Infine, l'agenda degli appuntamenti della settimana del Centro Culturale Candiani di Mestre. Buona visione! Ed ora un nuovo appuntamento con Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani? L'ospite speciale di questa sera è Henry Zaffa. Faccio fatica a vivere facendo il comico, non è che... Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani? Sigla! Il nostro padrone di casa oggi è Henry Zaffa! Io l'ho conosciuta, Chiara Candiani. Poi se n'è andata e mi ha lasciato solo con il cane. Non come un cane, proprio con il cane. Poi anche il cane se n'è andato. E io sono l'unico caso di padrone abbandonato dal cane. Bastardino. Non si fa così. Il mio cane mi ha abbandonato perché è diventato obbligatorio per i cani fargli tatuaggio. Ho pensato, è tendenza, gli faccio anche il piercing. Cosa me ne frega a me? Come nasce un rapporto tra cane e uomo? Ma soprattutto come nasce un comico? Che non c'entra niente? Ma di conseguenza nasce. Un comico nasce dalle domande che si fa, per esempio, io mi sono sempre chiesto, se la macchina di staglio perde olio, la macchina di olio perde staglio? Se per fare il buon vino un contadino pigia l'uva e piedi nudi, per fare il cinar, chi è che pigia i carciofi? Se ne chiedono certe cose, se uno porta i pantaloni a zampa d'elefante, la cerniera a proboscide, se uno porta... Se uno mangia spaghetti alla chitarra, gli viene il culo a mandolino, gli spaghetti alla chitarra. Se ne chiedono certe cose. Se uno si toglie la candela dal naso, le narici restano al buio. Se chi va piano va sano e va lontano, chi va di corpo va in fondo a destra. Se due scoiattoli giocano a poker, chi è che fa chip? Se due scoiattoli giocano a... Se ne chiedono certe cose, di sì, cosa ti costa? Se un commerciante di strumenti musicali muore, poi dona gli organi? Un pasticcere può essere cremato? Il tutù è un vestitino sempre occupato? Il tutù è un vestitino sempre... Se una donna aspetta un bambino alla fermata dell'autobus, sta lì per 9 mesi? E quando l'autobus arriva, l'autista cosa dice? Parto? Cioè, non è che... Se al cuore non si comanda, al fegato poi chiede di andare a prendere il giornale. Se al cuore non si comanda, al fegato poi chiede di andare... Se ne chiedono certe cose. Se il figlio di Beethoven tornava a casa con una nota sul diario, era un buon motivo per suonargliele? Se il figlio... Le favole, io mi ricordo le favole, mio padre mi raccontava sempre delle favole, il gatto con le pantofle. Dicevo, papà, perché mi racconti il gatto con le pantofle? Perché se ti racconto il gatto con gli stivali non ti addormenti più. Fa troppo rumore, cioè che poi certe cose si chiede, è vero che Pinocchio non andava mai a scuola perché la maestra lo confondeva col banco? E quando faceva freddo, Geppetto, cosa diceva a Pinocchio? Figliolo, vieni vicino al camino? E mangia a fuoco, se nel tempo libero mangiavi i fagioli, cosa facevi? Saldatore? E il
il tonno che ha dato il passaggio a Pinocchio. Tu lo sai che il tonno ha dato il passaggio a Pinocchio? Di sì cosa ti costa? Il tonno ha dato il passaggio a Pinocchio. La balena l'ha mangiato, il tonno ha dato il passaggio a Pinocchio. Il tonno, quando ha dato il passaggio a Pinocchio e ha visto Pinocchio magro come un grissino, il tonno. Ma guardate, questa battuta è insuperabile, non è che posso stare qui. Se in Biancaneve un giorno va dal medico condotto, gli altri 6 con chi va? No, se non capite questa, brontolo, non è che posso stare qua. Oi! Stavate sperando un artista, eh? Eccomi qua. Yo también soy artista, eh? Perché mi guarda così? Si nota? Se c'è una cosa che non capisco nella vita sono le ingiustizie. Io dico, sono una ragazza simpatica, una donna ordinata, ecologista dalla nascita, non ho mai fatto un torto a nessuno, porto allegria ovunque io vada, e allora, perché tengo la cellulite? Mi capisce, signora? Mi capisce? Guarda che sono imbarazzanti questi cuscinetti, eh? Ma dopo anni e anni di fallimentari iscrizioni alle palestre e di lotta contro questi cuscinetti, quest'anno hai trovato la soluzione. Vado dall'analista. Sarà più facile accettarli che perderli, no? Anche se l'analista mi ha trovato tanti di quei problemi, che la cellulite è l'ultimo adesso della lista. Che depressione. Ah, bueno, devo fare un giochetto, no? Di cabaret, una battuta. Poi me la faccio dopo. Cabron dell'analista, mi rovina la vita l'analista. Buonasera. C'è niente da ridere. Buonasera da Mirko Barozzi. Sono qui per annunciare un grande evento, ma prima lasciatemi salutare l'autore dei miei testi, il dottor Filippini. Non esce mai. Filippini, sei eccellente. Così. Ci siamo chiesti perché. Perché in quest'Italia invasa da cibi sempre più arzigogolati, perché lo zenzero, perché lo zafferano, perché lo saffichi, ma soprattutto perché continui a scrivere per me, Filippini. E allora armiamoci di volontà e fratellanza e di cugini, che va bene lo stesso, e facciamo partire la grande festa della pizza, di quella cosa rotonda, tipica napoletana. Parteciperanno alla festa ospiti illustri come Zucchero, Renato Zero, i comici Gaspare e il suo socio, e chiuderà la kermesse Michele Zarrillo. Non se lo caga più neanche l'elefante e la farfalla, dai. La pizza, un alimento a base di pomodoro e basta, perché mi piace così alla marinara, di una bontà rara come uno scozzese con la zampogna ripiena di zucchine, ripiene di melanzane al prezzemolo inzuppate in una tazza di semi di zucca zuccherati. Filippini, sei uno stronzo, uno strazzo, e ce l'ha senza anche lì. Grazie, buonasera.
Ispettore, deve essere morto da parecchi giorni. Non perda tempo, esamini il cadavere. Arti inferiori? Sì, faceva l'imbianchino. Fermo con le mani. Prima indossi i guanti. Era un personaggio così importante? Non faccia l'idiota. Presenta lividi? Sì, una ferita da taglio molto profonda. Cioè? È stato lasciato dalla donna un anno fa, perché ho trovato una lettera di Chiara Candiani. E che lettera era? Non ricordo la C, la N. Capitano! Sì. Un biglietto da 38,50 euro. Ma è sicuramente falso? Ma no, un biglietto della pizzeria era ora con scritto 38,50 euro. Era un regolamento di conti. Piuttosto, ha trovato altre impronte digitali? Ho trovato un paio di analogiche. Bisogna prendere le impronte anche ai piedi, prima che vada in decomposizione. I piedi sono già andati, capitano. Cosa dice la balistica? Di quella non mi fido, mente sempre. Guardi, un biglietto aereo. È appena tornato da Napoli. Che idiota! Ma lo sanno tutti che vedi Napoli E poi poi muori. Recluta, prenda dei campioni. Dobbiamo avere completa la scena del crimine. Ok, ce l'ho. Manca Zidane, capitano. Quello può trovarlo su qualsiasi testata. Capitano, un biglietto da visita. Faceva la vita. Un gigolò. No, un chirurgo plastico, faceva vita, seni, nasi. Chissà perché l'hanno ammazzato. Ma, capitano, la vittima è ancora viva? No, tenga qua. Scriva nel rapporto, la vittima è deceduta in circostanze misteriose. Misteriose. Come si scrive Bang, capitano? Venga. B come Baltimora. Baltimora. Sì, A come Halloween senza Halloween H. senza H. N come Nebraska, sì. E Grazie. G come George Washington. Ma non il cognome, il nome, No, il nome. grazie, Sì, grazie, che gentile. Ma che bravi. Ma sono dei comici, ma veramente meravigliosi, Signor Sindaco. Signor Sindaco, volevamo ringraziarla per l'invito a questa bella trasmissione. E grazie per il gemellaggio che abbiamo fatto con lei e il nostro paese. Il suo paese, il nostro paese. Quello del Cadore. Sì, perché perché forse non tutti forse non lo sapete. voi che non noi- sapete da dove veniamo. Noi noi, veniamo no? da un piccolo paese, ma piccolo, Sì, molto ma piccolo, più piccolo del mondo. si chiama Isolai. Isolai di Cadore, no? In Val d'Assola. Ma non Val di Sole, No, Val d'Assola proprio. Perché c'è solo una valle. Ma una? In due, Sì, e per giunta è incassata tra le montagne. È troppo incassata. Il turista che passa ogni tanto ci dice sempre questa valle. È troppo incassata. Non c'è mai luce. È troppo incassata. C'è sempre ombra. È troppo incassata. E ti credo io. E saresti incassato anche tu se vivessi tutto il giorno al buio. Ma forse no. Non si può mica pretendere, no? Sì, perché è troppo piccolo da noi. Poi tra l'altro, signor Sindaco, Sì. sa che abbiamo anche avuto le elezioni. È solo che, essendo talmente piccolo, si è presentato un candidato solo. Ma uno? In due. Eh sì, è la domenica successiva. Cioè, no, è andato al ballottaggio. Da solo? E si sballottava da solo. Fino alle 8 di sera. È ma- stato a casa con un mal di testa così. È una roba. Saremo anche un paese piccolo noi, però anche da noi, come tutti i paesi, c'è crisi anche da noi. Tanta Saremo crisi. anche in pochi noi, Sì. però abbiamo il 50% di disoccupazione. Infatti io lavoro. E io non faccio un Comunque adesso non vogliamo disturbarvi Sì, oltre con i no, nostri no. problemi. Lasciamo andare avanti questa bella Sì, trasmissione. sì, dai, che- Non interrompiamo più, anzi, no. è perché come si dice da noi, mai rimandare a domani. quello che hai mangiato oggi. Ecco, arrivederci. ci vediamo più tardi. Popolo della notte, popolo all'ascolto, bentornati in diretta qui su Radio Notte Fonda in compagnia del vostro DJ della notte. Questa notte voglio parlare di tecnologia imperante, di oggetti come il navigatore satellitare, di oggetti come l'iPod, oggetti come il palmare. E lo faremo ascoltando le vostre storie di tecnologia qui su Radio Notte Fonda. Sento il telefono che squilla. Chi sei il tecnologico della notte? Buonanotte, speaker radiofonico. Mi chiamo Agostino Paiusco. Ciao Agostino, da dove chiami? Chiamo da un'isola tropicale sita in tutt'altra parte del mondo. Ecco che in questo caso sita non si intende la nota azienda di trasporto urbano ed extraurbano operante in Padova nella fascia urbana ed extraurbana del territorio provinciale Sì, di l'avevo Padova. capito, caro Agostino, ma e cosa ti trovi a fare in quest'isola? Sei in vacanza? Cosa stai facendo? Guarda, ho fatto una camminata lunghissima, speaker, ho male tutti i piedi, sono pieni di calli e di vesciche. Oh, poverino, mi dispiace. Sì, ma l'ho buttata in ridere e dico che ho i piedi come le isole, tropicali. Sì.
E cosa stai facendo? Si può sapere cosa stai facendo in quest'isola? Pronto? Sì, lasciamo stare. Questa notte stavamo parlando di tecnologia, se non sbaglio. E allora torniamo a parlare di un argomento che non c'entra niente con l'isola. Torniamo a parlare di navigatori, torniamo a parlare di palmari, torniamo a parlare E qui devo interromperti, speaker radiofonico, in quanto proprio i grandi navigatori sono giunti qui palmare. Non so, basti pensare a Diaz, a Magellano, a Colombo. Sì, fratelli Caboto, lo so anch'io. Giovanni e Sebastiano per l'esattezza. Appunto, sì. Ecco. Vedi loro speaker, DJ, circumnavigavano il globo molto lentamente con le loro navi, ma quando arrivavano vicino all'Australia, Zach, ripartivano velocissimi perché le navi assumevano un nuovo andamento, da cui il nome Nuova Zelanda. Pronto, speaker? Ma si può sapere perché hai chiamato? Si può sapere perché hai chiamato? Ecco, guarda, io ho chiamato appunto, se vuoi io ti parlo delle isole, ma ti rammento che il tema della serata è la tecnologia. Sì, lo so e allora benissimo. usciamo dal seminato, mandiamo in vacca l'argomento, chiacchieriamo, non lo so. Prego la regia di filtrare le telefonate. Pronto? Calmo, DJ, calmo. Dunque, Agostino, racconta al pubblico a casa cosa hai scoperto di interessante in questo tuo viaggio. Guarda, ho scoperto che qui l'ambiente è molto ordinato perché gli animali curano minuziosamente l'ecosistema. Perché bene. le mamme danno ai loro cuccioli scopa e paletta e gli dicono, ecco, sistema. Hai capito? Grazie per aver chiamato, alla prossima. No, un momento, scusa. Niente. Vorrei concludere recitando una poesia che ho composto in onore dello scopritore dell'isola. E va bene, popolo della notte, popolo all'ascolto. Mettetevi comodi nelle vostre poltrone e fatevi trascinare in questo ambiente tropicale dalle parole del vostro Agostino. Prego, Agostino. Oh Charles Darwin, Charles. partito all'avventura sprovvisto di strumenti. Andasti a crompalli in bottega, ma non avevi i soldini. Spilorcio fu il commesso, non posso darteli gratis. E tu, fidati di me. E lui, non posso darteli gratis. E tu, fidati di me. E lui, non posso darteli gratis. E tu, fidati di me. Come si intitola questa poesia? Non si preoccupi, Galapagos. Ma chissà che vai a un tsunami che ti porta via, regia, va a filtrare le telefonate, Hai regia! colto l'ironia, speaking. And it goes a little something like this.
Momento di revisione storica. Ci vuole, no? Ogni 2 anni lei fa la revisione all'auto, noi le facciamo la storia, non è che siamo qua. Poi mettiamo anche il bollino blu. Non è che... Giuseppe Garibaldi era chiamato l'eroe dei 2 mondi. Chi l'ha detto? Anito lo chiamava Peppino, nell'intimità Pino, anche perché dire eroe dei 2 mondi, pronto in tavola, poi venivano anche gli altri 1000, non è che... Benito Mussolini era un uomo di destra. Chi l'ha detto? Se lo guardi da sinistra è di destra. Se lo guardi da destra è lì. Se lo guardi da Piazzale Loreto è là. Il giudizio resta sospeso, non è che... Dal fumo si passa all'eroina. Chi l'ha detto? Giovanna d'Arco. Da eroina è andata in fumo, non è che... Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Mona! Medici ospedalieri non affidabili. Presto, lo stiamo perdendo! Sì. Rapporto! Uomo, alto 3 metri circa, con un grosso brufolo a forma di 2 bufali che si riproducono sul naso, un occhio più grande di quell'altro, 2 piccole orecchie a punta completamente coperte di pelo, testa calva con una voglia a forma di freccia che indica un sedere fatto a pera. Finito. Segni particolari? Nessuno, va. E allora dimettetelo, come faccio a distinguere dagli altri pazienti? Ma sì che vada, va là, dai, va là. Non è possibile. Senti un po', come sta quella ragazza, quella anoressica? Aspetta, lascia che faccia l'applauso, Ah, perché fate sennò l'applauso, glielo blocchiamo. E prendo un po' di fiato. Perché qua in ospedale sempre di corpo. Quello è vero, sì. No, sì. la ragazza anoressica, quella simpatica. Quella simpatica, Sì. carina, che è Carina. È sempre seduta sul letto, ride, scherza, suona la chitarra, Sì. canta le canzoni. E allora? Prende tutto alla leggera. Ah, beh, si capisce. Perché è magra. E fatela mangiare. E da no? chi? Magra così non la vuole nessuno. Si capisce. È una cosa spiacevole. Per quello è... Ma pensa che l'abbiamo fermata in tempo, stava scappando dal reparto. Ah sì, e perché? Perché dice che stare in ospedale si è seccata. Non è una cosa piacevole. No, non è una cosa piacevole, no, guarda, no. Però diciamo che gli è andata meglio quando è venuta a trovare la madre. È venuta sua Sì, mamma. lei l'ha accolta a braccia aperte. La mamma? Gli ha preso addosso il cappotto. Ah sì, non è una cosa piacevole. No. E l'altro giorno si è comprato... Così, guarda, poverina, la cartella parracchiare. Sì, poverina. E poi l'altro giorno per tirarsi un po' su, si è comprato un bel maglione a righe orizzontali, no? È uscita a prendere un po' d'aria così, un maglione nuovo, Sono passati gli operai dell'ANAS, non l'hanno caricata sul furgoncino insieme ai paletti per misurazione della neve. Non è una cosa piacevole. Ma almeno si è trovata un lavoro, dai. Sì, almeno aiuta a non pensare. Sì, sotto 3 metri di neve non sicuro, guarda, veramente. Sì, Ma guarda un po'.
Oh, la pizza. Sì, per la signorina Clerici. Clerici? E chi è la signorina Clerici, scusa? La cosa, l'Antonella Clerici. E chi è? Quella della televisione. Ma chi è? Quella che ha dei problemi di digestione. No, quella è la ruta. Ah, ho capito, sì. Sì. Mi dia qua a me, gliela Sì, porto sì. io all'Antonella Sì, gliela portiamo Clerici. noi la pizza, non si Sì, preoccupi. gliela porto io. Sì. E ricordate, se l'ernia ti strozza e la emorroide ti strizza, noi saremo qui per te. In pausa pizza. Arrivederci. La Clerici. Dopo gliela portiamo noi, non ti preoccupare. È emozionante, stare qua. Siete belli, eh? Che calore. Oh. Mutandina. E dove la metto? La mutandina la metto... E si la metto... I wanna hey, giving away. I wanna hey, 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 hey. L'orco cattivo. L'orco cattivo è buonissimo. È cultura del cabaret. Tutto studiato, È troppo divertente. Sono Bandelli, presidente dell'associazione Ringhio, ovvero reduci incalliti da nottate gettate in osteria. Ogni 4 anni milioni di uomini gettano le loro serate a guardare in osteria 22 deficienti in mutande che corrono dietro a una palla. Ma oggi uscire dalla schiavitù dei campionati del mondo di calcio si può. E ve lo dice Bandelli. Sì, un tempo vittima del tunnel della Coppa del Mondo e oggi manager di successo con splendida segretaria al seguito. Alla fine del nostro corso una prova finale vi farà verificare che non sarete più dentro a questo tunnel. Nessun coro da stadio vi farà più alcun effetto, neanche questa musica vi farà più alcun effetto. Nulla! Nulla! Sindaco! Tutti in piedi! Campione sindaco! Ringhia! La donna per cui sono deperito 3,5 kg circa questa settimana si chiama Liliana. Liliana aveva una caratteristica molto particolare, era un'appassionata di rock. Era un'autentica rock star, una che seguiva il rock in tutte le sue forme. Io ho pensato, che bello, finalmente una donna che segue il rock. Io e te staremo insieme tutta la vita. Il giorno dopo lei si è suicidata. E questo devo dire che è stato positivo, perché vuol dire che siamo stati insieme tutta la sua vita. Non è durata molto, ma lei è stata di parola. Però vedendola così, suicidata, ho deciso di suicidarmi anch'io. Ho preso tutte le pastiglie che avevo in casa, però le uniche che avevo erano dei pastiglioni di citrato e di bicarbonato. Sono entrato in coma, sono stato in coma 2 giorni, durante i quali ho ruttato tutto il tempo. Però durante questa cosa ho avuto anche delle visioni mistiche quasi. Ho avuto una visione mistica più forte delle altre. Ho sognato di trovarmi nel paradiso dei cantanti morti.
qui doveva partire una base. Ma nel paradiso dei cantanti morti non c'è mai niente dato per scontato. Arrivò dopo un po' e io li vidi tutti comparire improvvisamente. Erano tutti lì. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain che inseguiva Jimi Hendrix tutto il tempo perché voleva rubargli i segreti. No, non come chitarrista, voleva sapere da che parrucchiere andava. Perché Kurt Cobain ha sempre avuto gli spaghetti scotti, Jimi Hendrix questa testa di capelli pazzesca. C'era Jim Morrison morto in circostanze misteriose dopo aver detto aprite le porte della percezione. So di che cosa è morto, spifferi. Freddie Mercury è arrivato in paradiso e sente la nostalgia dei suoi compagni e allora prega Dio e gli dice give me the Queen, però non si spiega bene e Dio gli ha chiamato su la regina madre che sa suonare solo l'ukulele e We Are the Champions all'ukulele non è il massimo. Tra l'altro nel paradiso dei cantanti morti anche lì si muore, anche lì si passa all'altro mondo e chi passa all'altro mondo torna nell'aldilà come nuova proposta di Sanremo. Ma scusa, ma ero Janis Joplin e adesso sei la Tatangelo. No, Gigi D'Alessio no, per piacere. Ci sono anche gli italiani, ne abbiamo persi tanti. Augusto Daolio dei Nomadi, Bruno Lauzi, Demetrio Stratos degli Area, Antonello Venditti. Il cervello di Antonello Venditti, sì, quello è arrivato qua nell'84, perché Antonello Venditti ha fatto lo stesso percorso nella vita che a un certo punto della sua carriera ha fatto Luca Carboni, passando da canzoni come Lungomare e le stelle si accendono ad una come ballerine entrano in scena ed ecco la luna, a canzoni come Il mio cuore fa choc, il mio cuore batte il rock, il mio cuore allo stop. Ditemi voi se non c'è stato un fulmine in mezzo. In paradiso c'è Luigi Tenco. Luigi Tenco sapete la sua storia, quest'anno sono i 40 anni, morto suicida, semplificando per non essere arrivato tra i primi a Sanremo. Tutte le volte che Zarrillo va a Sanremo gli fanno trovare la pistola nel camerino. Non si decide mai. E poi c'è Battisti è arrivato in paradiso, si è fatto una villa per fatti suoi, non bada nessuno. Così c'erano andati in tanti a trovarlo, persino Fabrizio De André voleva andarlo a trovare, perché nel paradiso dei cantanti morti il re è Fabrizio De André. Lui si aggira un po' così, un po' circospetto, ma anche un po' defilato, perché se lo trova Marinella gli fa un mazzo tanto, dai, questa la prima volta che fa sesso la butti nel fosso, cioè non è stato carino. De André ricorda quelle canzoni leggere che faceva nell'adolescenza, quegli LP dai titoli tranquilli, tipo Tutti morimmo a stento. Cioè questi non solo muoiono, fanno fatica a morire, rendetevi conto? Con canzoni come Il cantico dei drogati, La ballata degli impiccati, Inverno. Tu leggevi i titoli e dicevi dov'è che si ritira la mazza da baseball da tirarsi negli zebedei? E poi c'è lui, c'è l'ultimo. Lo vedo ma non riesco a capire chi è. Così. Sì, ho capito chi è e ho anche capito perché non riuscivo a riconoscerlo. Lui è Pierangelo Bertoli e siccome qui siamo nel paradiso dei cantanti morti, io non avevo riconosciuto la sua anima che qui in paradiso è in piedi. Momento di revisione storica. Ci siamo? Ulisse era un grande navigatore. Chi l'ha detto? Dalla Turchia per andare in Grecia ci ha messo 10 anni. Cristoforo Colombo era un grande navigatore. Chi l'ha detto? Vuole andare in India, si è ritrovato in America. Per mio nonno Colombo è soltanto un tenente, cioè non è che... Il mio Tom Tom è un grande navigatore. Chi l'ha detto?
e anche balbuziente Tom Tom. Le strade me le ripete 2 volte, Tom Tom. Un grande navigatore, tutte le volte che arriviamo su una strada che porta in spiaggia mi chiede di fare inversione a U. Che bella trasmissione, ma signor Sindaco, grazie ancora che siamo qua, grazie, bella. Ascolta, ma questa trasmissione è bella. Bella, sì. No, non mi piace, no. Non ti piace? Sì, dai, mi piace. Ah. Però... Cosa? Però ci sono certi comici che dai, insomma. Come certi ma comici la che depressione, dai. Come quei due là, quei due lì, come Quali? quelli che fanno i medici là, quei due là. Siamo 2 cadaveri che fanno i medici, guarda. Ma no, ti sbagli, C'hanno- quelli sono bravissimi, Ah, guarda, sì? è che tu non li capisci, è un umorismo raffinato, si sì? capisce, è un cabaret di nicchia. Ecco, che li murassero dentro vivi allora. Dai, Cosa stai dicendo? Perché Parliamo- questa deve essere una televisione anche di informazione. Ma sì, parliamo di cose serie, Perché anche signor da noi, Sindaco. signor Sindaco, Il nel nostro paese piccolo. È passata quella legge lì. Sì, quella lì, quella dei Quella- fax. Ehi, Quella è arrivata dico. coi fax. Dico. Dici? No, dico. Dici. Ma no, dico. Dici. No, ma dico, sì. Insomma, l'avete capito anche voi, quella legge lì, no? Sì, è Ci vero. sono tutti i cattolici in fermento. Sì, si temono disordini come come allo sì, stadio. tant'è vero che il nostro parroco, Don Aurelio, per domenica Ha prossima... deciso di fare la messa a porte chiuse. sì. Non si sa mai. Sì, perché come si dice su da noi, chi è senza peccato... E chi ce l'ha, beato lui. Arrivederci. Scusate, vieni Zappalà, vieni Zappalà, non aver paura, Zappalà, vieni. Scusate, fategli anche un applauso che... Zappalà! Vedi? Qui non è il teatro, è il cabaret, devi fare il cabaret. Il cabaret non è come il teatro che ha la quarta parete. Nel cabaret la quarta parete la butti giù, c'è il pubblico. E devi usare nonchalance, disinvoltura, al pubblico devi buttare così le barzellette, così, proprio le barzellette. Quella lì, un palloncino che dice l'altro palloncino. Hai visto il cactus? Vai Zappalà, vai, ti vedo già sciolto, vai tranquillo. Se hai problemi telefonami, Zappalà, vai. Pronto? Senti, non ho capito quale parete devo buttare giù. C'è qualche muratore? Racconta una barzelletta. Un palloncino maschino che l'hanno licenziato al lavoro, ha perso casa e anche la palloncina. Decide, ce la faccio più, vado in un luogo popolato e dice, mi faccio saltare in aria. Pronto? No, ma non è un terrorista, è un palloncino sfortunato. Va bene, allora dice, vai in comunità, che fai un viaggio spirituale nel deserto, perché la vita è come il cactus, è piena di spine. Pronto? No, tu mi hai detto così. No, va bene, allora va nel deserto. E ci viene il miraggio. Vede il cactus e ci dice, io ora sono forte col cactus che mi sgonfia. Pronto? Troppo drammatico? Senti, io drammaticamente te lo dico, a me il cabaret mi fa cagare.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che mare, guarda che giramento dei totani! 4 deficienti qua. Mica i problemi seri. Sta settimana con superare che l'impatto inverosimile che nella vita dell'uomo prima o poi ti arriva. E nosse d'oro. Intanto mi sono svegliato che la mattina e ho cercato di capire, guardando mia moglie, quando sei che mi aveva sostituita. Perché non poteva essere che l'armeron dentro, con una camicia da notte con dentro che il paro di anguri e la fusia stessa di 25 anni fa. Comunque si è superato sto impatto pissi ecologico. Io ho dato anche un basetto cercando di non spunciarmi sulla sua barba. E malgrado a forte tentazione di farmi una bella cosa, si ho messo trattenuto. Perché sapevo già che con la vedevo vestita a festa mi si impiantava tutto sul stomaco. Mi dico che guarda, al negozio delle sorelle Ramona le commesse che ad aver tirato su un feston così riuscì a pettarghe addosso sto completin da prima comunione. Guarda. E ora una combinazione di ananas e cocchi su un sfondo cestin, scarpe e borsetta rosa pallido, guarda, un confettino da prima comunione, un spettacolo. Mi pensavo di aver superato l'impatto più grosso, ma è il peso che aveva ancora da arrivare. I parenti di mia moglie. Do fratelli e do cognai che in 4 noi siamo buoni di fare un serveo. Tony è il sapiente, e sa tutto io. Te che domandi qualcosa, io ho un'opinione anche sulla situazione dell'industria del Nepal settentrionale. E si sposa con la principessa Sissi, soprannominata così perché Cobeve non si è buona di tirare su che il migno. Migno, tra l'altro, che ha su una ongia talmente lunga che parla trivella dell'Agip. L'altro fratello, Dennis, è il spandon. Par sempre che nei suoi lavori sia il braccio destro di Luca Cordero del Montezuma. Ed è così. E fa tutti questi discorsi invece si è mantenuto da sua moglie, che tiene alto il livello della famiglia col suo banco del pesce al mercato. E la Iside che poverina, per superare sto odore di sardeghe che indosso si ricopre ogni giorno del Chantal numero 5. E viene fuori una mescolanza che se te la metti in giardino da estate funziona meglio del vape, sa. Tutti i mussati va adesso. So con sta armata Brancaleone se mondai all'osteria dall'Onto, dove che la Iside si ha sentito subito a casa. E erano odori splendido. Quello che è successo durante il pranzo me lo ricordo poco, perché per smentegarmi di questi deficienti io tiro su una bella baia di refosco. L'unica roba che mi ricordo è il fine pranzo, quando sono montato su Scagneo e ho... Su Scagno? Come si dice? Il sindaco. E perché un applauso a sto sindaco? Io giusto Scagneo. E go annunciare il nostro secondo viaggio di nozze. Una crociera romantica che passa per l'Adriatico, toccando le ridenti cittadine de Caorle, Bibbione, Sottomarina e Chioggia. Sfortunatamente però in quel momento si arriva l'onto, me ga portare il conto e mi scansea anche a Sottomarina, poi dice che mi gira i toti.
Sono Paola Rufo Chen, un'attrice del teatro Huan cinese, nonché cintura nera di tofu. Nella puntata precedente abbiamo conosciuto il coraggioso principe Kagami Mokwa, che ha confessato a suo padre, il dolce imperatore Tachido Komyeman, di non voler partire in guerra. In questa puntata scopriremo il perché di questa decisione. Disgraziata, screanzata, ti do coraggio tu conigli, gli sta dre da mamat, e dimmi perché, dimmi perché non vuoi uscire, dimmi un motivo esatto, ma ci mi dici state attento, e ti spezzerò la dent. Figlio, che nella tua stanza è il poster di Tony Renis, che una canzone ha fatto, che è il poster di Alessandro Canino, che già una canzone ha scritto e proprio era brutta, che è il poster dell'antico rivoluzionario cinese Che Guevara. Dimmi il perché di questa tua decisione. Papà, ti ricordi un matrimonio di zia Cicì? Ti ricordi il battesimo di Giovanni? Si chiamata sempre la stessa cric e io mi sono innamorata. Padre, Baobab della mia vita, kebab delle mie papille, per tutti gli eventi e 25 circa della reggia hai chiamato sempre lo stesso catering e io mi sono innamorato. Dammi un bacio se ti no coraggio e ci è sta fatendo. Figlio, che pieghi il bambù con la sola forza della tua volontà, che mastichi il caucciù con la sola forza delle tue mandibole, versa la zuppa delle tue ragioni nella coppa dei miei padiglioni auricolari. Ormai girano strane voci su di te nella reggia. Dicono che rincorri le farfalle nei prati, che rincorri l'ultima uscita dei libri di Harmony, che ti fai rincorrere dai camionisti in tangenziale. Ma dimmi, chi è questa donzella? È una donzella, vero? Papà, quieta, io non so dell'orecchio, ma papà, io voglio suonare un girididù. Il suono del girididù non cambia nella traduzione. Attacca alla salma, si bevuta una damagiana di latte scaduta, si camminata in un campo d'ortiga, disgraziata, se ti picchia, ti sbattono dalle scoglie come una polpa. Figlio, lascia che ti dica una cosa, sei solamente un gran pezzo di... Un gran pezzo di... cosa? Lo scopriremo nella prossima puntata. Voglio dire, arrivare al Teatro Candiani non è difficile. Cioè, parti da Milano, eviti Brescia, Bergamo, Verona, Padova e Vicenza, proprio li eviti, arrivi a Mestre ed è qui. I problemi in Italia nascono quando viaggi e devi seguire alla lettera i cartelli stradali. Una volta dovevo andare a Tradate, sai dove è Tradate, no? Tradate tra il 25 marzo e il 1 aprile, Tradate. Ho fatto questa battuta a mozzate e non ha applaudito nessuno. Cioè, ho evitato di farla anche a Buscate, non si sa mai che... Devo andare a Tradate, seguo le indicazioni, sono lì in macchina, seguo le indicazioni, Milano-Varese, vicino Varese, Milano-Varese, questi cartelli, Milano-Varese, a un certo punto il cartello, tutte le direzioni. Ma mi hai preso in giro fino adesso? Cioè, ma dimmelo prima che posso andare dove voglio io, non lo so. Poi posso capire che tutte le strade portino a Roma,
ma che una strada sola porti in tutte le direzioni, no! C'è un mio amico che è di Roma, tutte le volte che va in vacanza, si arrabbia, perché esce da Roma e rientra a Roma, esce da Roma e rientra... Ogni volta, un'ora sono andato a un bivio, c'era tutte le direzioni a destra, tutte le direzioni a sinistra. Sono andato contro il muro, toh! Perché... A Reggio Emilia, per risparmiare, all'uscita dall'autostrada, per risparmiare, hanno messo solo 2 cartelli. Uno tutte le direzioni e l'altro altre direzioni. Cosa fai a questo punto? Chiedi, ecco, chiedi. A chi chiedi? A chi chiedi? Ho chiesto a uno, scusi, la strada per Tradate. Faccia 200 metri poi chiede ancora. Non ho il contametro, ho il contachilometri, come faccio a sapere quando ho fatto 200 metri? Infatti avrò fatto, se no, 150 metri, ho chiesto ancora. Scusi, la strada per Tradate, le hanno detto 200 metri! Ne faccia altri 50! Era quello di prima che mi ha corso dietro, non è che... Ho chiesto a uno in motocicletta, scusi, la strada per Tradate, mi segua. Ho chiesto a una signora che viene in senso contrario, scusi signora, la strada per Tradate, è proprio vicino a casa mia, sa? Cosa fai? Cioè, ho chiesto uno in bicicletta, chiedo uno in bicicletta, scusi, la strada per Tradate, non sono di qua. In bicicletta? Cioè, ma chi sei? Fausto Coppi col nandrolone, non sono di qua. Ha avuto una volta il coraggio di dirmi, non sono di qua, un nonno con i nipotini al parco. È arrivato a dirmi, non sono di qua, una donna in pantofole che ha buttato via la pattumiera. Cioè, non so... Ma ha detto, non sono di qua, un vigile. E poi mi ha fatto il verbale. Cioè, non sei di qua, mi fai anche il verbale. Cosa fai? Vai in un bar, ecco, vai in un bar. No, vai in un bar, prendi un caffè perché devi andare in bagno. Prendi un caffè perché devi fare una telefonata, prendi un caffè perché qualche volta anche voglio prendere un caffè, prendi un caffè perché chiedi l'indicazione. Io sono andato qui al teatro Candiani, il gestore del teatro mi fa: com'è andato il viaggio? Non mi chiedere niente! Ehi Frank, non si vede gente questa sera. Gente, neanche un tubo si vede da qua. Perfetto. Occhiali, ok, Togliamoli. togliamoceli con classe, vai, e il ritmo. E 1, e 2, e 1, 2, 3. Oh! C'è il pubblico, e anche un tubo. Siamo in Ok. Italia e vi portiamo un bel pezzo di musica della storia americana. Yes, un Anglo bel twist, Veneto. ok Frank? Un bel Ok, twist. un bel twist. For you e for te. Quelle Stradelle che tu mi fai fare, cara Rosina tu, le devi pagare. Quelle stradelle che tu mi fai fare, cara Rosina tu, le devi pagare. E qui comando io e questa è casa mia, ogni voglio sapere chi viene chi va, e devi pagarle con sangue col dolore, finché la luna non cambia di colore. Devi pagarle con sangue col dolore, finché la luna non cambia di colore. E qui comando io e questa è casa mia, ogni voglio sapere chi viene chi va. Quando la luna là cambierà colore, vieni Rosina che faremo l'amore. Quando la luna là cambierà colore, vieni Rosina che faremo l'amore. E qui comando io e questa è casa mia, ogni voglio sapere chi viene chi va. Pa 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 pa. È passato da Mosca a Pizza. Promozione e retrocessione David Riganelli.
Una voce per noi, un corpo pronto per il grande fratello Emiliano Trolese. Ennio D'Urso del Pan di Spagna, Anna Marcato. L'uomo più odiato dalla Termo Z, Pierpaolo Paganelli. L'unico arresto che a loro può riuscire è l'arresto cardiaco. Paolo e Max! Sexy ed efficiente, vedete voi come è scritto? Isa Gilla! Sono medici in prima linea, ma poi sono ingrassati Diego e Paolo. La notte è piccola per loro. Non sono le Kessler, sono Marco e Pippo. Il Pippo urla per loro. Per chi? Per la mamma di Ado. Con lui il buongiorno Mediga si vede al mattino, Maurizio Feraco. A sei facce, ma almeno un paio sono di pronto. Dado Tedeschi. Per la borsa non si ispira Louis Vuitton. Gianni Stoppelli. Una donna da buttare giù dalla grande muraglia, Paola Ruffo. Ma il dubbio resta. Chi è Franco? Chi è Fabbrica? I Franco Fabbrica! Oggi voglio sapere chi viene chi va. È stato il nostro padrone di casa, Henry Zaffa! Dimenticavo un uomo che ci mette il sentimento anche nel cognome e per questo lo dimenticavo. Tony Sentimento! Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto. Bentornati a Candiani Factory. In questa puntata seguiremo il destino di una macchina fotografica nel cortometraggio Un obiettivo da raggiungere di Deborah Rosso. Parleremo della città di Mestre, dei suoi legami e delle sue libertà con la redazione del periodico Esodo e infine l'agenda con i principali appuntamenti del Centro Culturale Candiani di Mestre per questa settimana. Ciao a tutti, sono Deborah Rosso. Il corto che state per vedere si intitola Un obiettivo da raggiungere. Per realizzarlo mi sono ispirata al concorso stesso di Raccontare Mestre. Difatti la ragazza sogna di partire in un viaggio lontano, esotico, però ovviamente le finanze non sono così accessibili. Ne approfitta di un concorso fotografico per girare la città e fotografare degli scorci un po' diversi di una Mestre che di solito magari non notiamo. Le particolarità delle sue fotografie sono delle bolle di sapone che vogliono caratterizzare un po' appunto l'immagine, ma hanno anche un significato onirico del sogno appunto di partire. All'interno della storia vi sono altri protagonisti, coprotagonisti, vedrete appunto un autista, un controllore, sono lavori reali e effettivamente per realizzare questo corto hanno dovuto prendersi i pochi spazi liberi e poi tornare di corsa a lavoro. Vi lascio la visione del film. Grazie. Look how far we've come. You're still here. This is us. These are my confessions.
cortesia, Val Marghera? Sì, signora. Grazie. Val Marghera, Fanno sempre così. Buongiorno, tessere biglietti per cortesia. Prego. Un bel modo di tenere i biglietti qua. Adesso facciamo un controllino se è valido con questa macchina. Ale! Sei? Ciao. Ciao. Ehi là. Ehi, ciao. Com'è andata la pesca? Niente. Guarda cosa ho preso. Altro che carpe, scarpe, eh? Scarpe, sì. Guarda. Senti una cosa. Ehi là, una macchinetta fotografica. Sì, una Chi macchina è? di fotografia digitale. Hai trovato in autobus, ti ricordi quella ragazza là, bionda, che è montata l'altra volta? Sì. Ha lasciato lei? L'hai dimenticata? Sicuramente sai. Perché guardiamo le foto? Sì. Comunque, senti, vorrei anche restituirla questo qua, però... Proviamo a guardare le foto se vediamo qualcosa. Sì, va bene. Qualche foto che conosciamo, qualche posto che In conosciamo. teoria si accende il fuoco. Ti va di andare in cerca? Perché alcuni punti di messa non li conosco. Va bene? Andiamo a prendere le bici? Sì. Dai.
Ciao. Ma è di mia sorella questa? Però in effetti anche guarda, adesso libero. Vabbè, comunque ho trovato questi quattro. È tutto il giorno che stiamo cercando come dei matti. Comunque se non ti dispiace vorrei dare direttamente io. Posso? Va bene. Però lasciami il numero. Sì. Scrivigli il numero. Comunque, so dove puoi trovarla a quest'ora. Ah sì? Perfetto. Dai che andiamo? Sì, di solito è forte parte. Sì? Forse adesso è il momento che tu vada da solo. Sai dove andare a quel posto dove siamo andati a pescare, dove ci sono gli aerei, lì a terra. Sì? Dai. Dove siamo andati Dai, l'altra volta? muoviti. Ok, Dai, grazie. ciao. Alto. So this is goodbye. This is goodbye.